Ben agattauso, un saluto umano di Alessio Mura e di Gabriele Gossu, ma Vinza de Lucia Gossu. Oggi siamo in noi, campo del gioco, in noi in Nulvi. Ben agattau Gabriele Tavarriti. Ben agattau Ale, ben agattau a tutti. E intanto, su commenti, siamo accostumando a fare in questi ultimi tempo, siamo venuti in noi in Nulvi, si contai una bella partita di Vubalu, una bella sfida in questa stessa classifica del suo girone di questa prima categoria in Sardegna. Oggi si sfidai in questo bello campo sintetico, tu potevi suonare, no? Antessi Monte Alma dei noi dei Nulvi e vinzas su sa squadra del su Lanteri de Sassari. Uno derby, nel in questo che si andai ai vertici della classifica della prima categoria girone D del suo campionato sardo, insomma, riusciti su ci punti 4 gironi e noi si contai questa bella partita e teniamo su come sempre vinzas sa collega cosa nostra che sta in campo con ospiti che sta Lucia Costo, ben agattata Lucia, ci sei? E bisogna ben agattados a tutti, siamo su in Nulvi e so con su sindico dei Nulvi, Benennido, Antonello Cubaio e tanto 60 anni di storia su Monte Alma, i teste questi squadra Ponulvi. Intanto Benennido Sabboisi, in vita nostra Nulvi, ma questa squadra è una piccola storia di Saida. 60 anni quest'anno, insomma, noi che siamo tutto antare dare una storia sul genere, no? Sa cosa importante, ovviamente, la partita, sul campionato, eccetera, eccetera. Io sono sempre stato convinto dai parizos anni che l'elemento più importante comunque è la socialità, è questa capacità che questa dirigenza, questa squadra di ponere un pari tutto questo episodio di Ida, ma è di Sanglona, che sono stato capace pure di leare pure pizzino di Sanglona, non solo di Ida, e lo ponere un pari, a giocare, a imparare sul ripeto, a imparare a rispettare l'allenatore, a rispettare i suoi avversari, a imparare a ruere, che pure in vita si ruede, non è che si impara sempre vecchito, no? Parizza a volte si ruede. A imparare a avere coraggio e comprendere che si ruede, però si deve dare salvezza, si deve dare, si ha salvezza di se ne pensare. Quindi la funzione più importante è questa, poi ovviamente è importante pure il campionato, per un cane tutto bene, no? Però Saida, la militazione, su sindaco e tutta Saida è riconoscente a questa squadra, a questa dirigenza, ma a tutta la dirigenza che bisogna stare, si hanno passato, però su hanno fatto, pro Saida. Lucia, e torro grazie a suo sindaco Antonello Cubaio che nos ha nato che su Vubalo este a giocare, ma il finza sa regola sa e a crescere nei sospizzinos e sospizzinos vanno a accompagnare i giocatori in campo. A fa cammie beste vinza sa un ex dirigente che este Salvatore Latte, 60 anni di storia di questa squadra, tu sei il bistato dirigente Posca presidente dai su 2003 a su 2018 e ti vedo caleste un ammento umano a te. Ammento più campo. Ringrazio tutti i tifosi che sono stati sempre vicino e tutti i giocatori del Nulvi che hanno dato l'anima e il cuore per questa squadra. E dunque Salvatore Latte, Kim Bantanno di storia e Azil Binchi su campionato e non eravamo nuda. Vogliamo giocare, saluto su sindaco e saluto su ex dirigente, voldao dorra sa linea ed io mi sezzo a facca a sa panchina, come amo so a biere so il giocatore, si entrare con sospizzinnoso de cale squadra. Sono pizzino di squadra dei Nulvi, del su Monte Alma. Poi Monte Alma non è un nome inventato, è un nome di una chiglia che un secolo fa che è Anaidu, sa Madonna in questa collina e quindi 60 anni fa che hanno deciso di dare il suo nome di squadra a questa Madonna e a questa chiglia. Torro grazie a su sindaco Antonello Cubaio e a Salvatore Latte e Bosdao Dorra Bozzedo Salinea.
Benimeda, torrausu grazie a Lucia per questa due interviste, insomma, siamo contenti un poco particolare, Gabriele, che oggi insomma esti già un derby entro de Nulvi, una bidda che non esti atteso meta desastri e una squadra tattaresa sull'Anteri. Punti due squadre che comandano la classifica, su Monte Alma esti primo in classifica con 62 punti e su l'Anteri Dusighi di questa seconda posizione con 53 punti. Su Gabriele, ti aggiungevo a tutta questa statistica e si interessa che i giocatori si punti già in trend in campo. Beh, posso dire con certezza che su Monte Alma è una squadra offensiva. Dobbiamo pure questa formazione ed è statistica del suo campionato a venire un attacco mera forte. Ma in campo soppone a questo attacco dove è sull'Anteni che è seconda e come difesa si difende bene pure con i numeri. Per subire con le formazioni che appunti a costandosi da entrare. Certo, Zandus su Monte Alma avessi ad Attegna Walter Frau in porta e Finzas con suo numero 1, a Cristian Secchi con suo numero 3 e a Alessandro Spillo con suo numero 26 in difesa, quindi è un paradore se non si poteva suonare. Giustamente. A suo centrocampo io usavi Galletti Agustin con suo numero 5, Zallu Nicola con suo numero 8, Stefano Zilli con suo numero 23 e Nareoso poi c'è adesso che all'incuno chi è nominato come attaccanti ma Vonnosu potete essere Vinzas a centrocampo, se sono vedendo Vinzas de Diouf Boubacar con suo numero 12, de Leoncini Juan Landrein con suo numero 7, ancora con suo numero 10 Fabio Giano, con suo numero 11 Thomas Chiesa e con suo numero 24 Garbuglio Juan Emanuel, che all'incuno strangio in questa formazione Tanaras a Gabri. Potevo dire proprio che ci punti desaggiuro su che arrivano da fuori, ma posso immaginare che si punti gente grauso. Certo. Insomma, guardando su Pizza questa formazione di sull'Anterica, invece a differenza adesso Monte Alma oggi tenete una maglietta che potete su niente identità di noi, su Monte Alma tenete una maglia bianca con bandas arrubias e azulas, come i punti scavorisi sociali di questa squadra e noi dei Nulvi, e questa formazione di sull'Anteri tenete sul numero 1 Umberto Canarisi come portieri, in difesa 2 punti con suo numero 2 Lorenzo Ted, con suo numero 5 Tommaso Nieto che è Vinza su capitano di questa squadra, Simone Patacchiola con suo numero 6, con suo 14 Matteo Pala, con suo 16 Mattias Giammalva. A centrocampo, a metà di campo, potevo suonare Icci, 2 punti Gabriele Carboni con suo numero 15 e Matteo Piras con suo numero 22, in attacco questa formazione Bidi Mauro Florenzano con suo numero 9, Gianluca De Iola con suo numero 11 e a Serrai con suo 28 Andrea Usai. I allenatori si punti posta formazioni su Monte Alma Ivano Falchi e posta formazioni invece si sull'Anteri Luca Rosani. A comandai c'è arbitro Enrico Picca dessa sezione di Castello. In squadra punti in trendi, si intende già questa emozione del suo pubblico che ha di Gremius spalto su. Poi non potevo subire questa partita in live, si obbliga poi in su monitor, poi se crobetto su una trumma di gente in fogara. Una bella cricca di gente, Nareoso che questa occasione è bella, perché poi potete suonare che fonti noi spunto su chi prazzinti Nareoso questa posizione, questa prima posizione dessa seconda, prima posizione ricordavo su questa squadra dei noi del Nulvi con 62 punti a 53 sighi di sa formazione de sull'Anteri. Bella questa cosa de sta maglia d'uscitesi, non sciughi d'uscitesi, ma Nulvi esti finza una bidda, sa bidda de Iscandelerisi e quindi in sa maglietta questa squadra de su Monte Alma esti rappresentato. Iscandelerisi Prusantico, sì, c'è finza un museo Nareoso Iscandelerisi. L'arbitro è Giovaneddu, di appena 18 anni, ma esti di sicuro a startaria di questa bella sfida. Le tenemos a cambarrare,
questo bicciocco è un allievo della nostra Lucia Corso. certo. Deus foi dai, manco vai brusa innanti, sì. Accompaggia i spicciocchedus, accompaggia questa squadra del Monte Alma, i spicciocchedus de Nareuso de la squadra giovanili de Nulvi e Totto, insomma, lassanta sul logo ai giocatori, si incomincia da Nareuso che su Lima è bello callenti, Pizza sa fumogeno su Cavori a Rubio e a Zulu festai questa dite in porto. Nareuso che sta squadra del Domo vincenti ad andare 12 punti su non è matematica sa promozione in promozione, ma insomma è palese che certo. in numero si gioca a vantaggio della promozione della squadra di Domo. Come ti contavo sempre, l'arbitro anda da pista a Rezza che non risenta stampo su, a volte se sa boccia non ci essa da fuori, si teri o ci entri da fuori, cosa che succede ora nel campionato importante. Certo. E quindi si comincia da... Lasciami fare i complimenti a questa regia, è sempre uno spettacolo, abire questa immagine, questa emozione che Rennescite trasmette a chi si grida Domo. Sì, stiamo facendo un bello traballo, campo del gioco, sa ricordo che è stato un progetto a Cappiao a sta regione sarda, promuovi sta lingua sarda, ha mancato su guardaline, no, non è su guardaline, ha mancato guardaline, non dubiti, s'arbitro, è Castiendi, non più in su guardaline. Io so Lucia, ma non penso che sia la poi a fare su guardaline oggi, Parteuso. Ci sei usuale. Sì, sei uso partenti, poneuso però su che vivi meno emozioni, mi pare di comprendere che questa formazione del Domo parte di offensiva. Sì. In campo ci punti potenzialmente già 5 giocatori, attaccanti. Chi punti centrocampo, attacco, insomma, in qualunque maniera. Ma sull'anteri può subire che parti con 5 difensori, sicuramente adesso un 5-3-2 che essere sfirendi. Parteuso, sa boccia sa squadra del Domo che comincia da Cunzallo che da Torra da Gol si parte da questa difesa a metà di campo. Leoncini è andata innanzi, Leoncini da Porridi, cicca da Bubacar, o meglio su Diouf, ma non da Seghe di Diouf, quindi ha reso Saoccia CS da Foras e ha dato Raia poi in campo adesso questa squadra del Sullanteri uno amparatori, ancora noi videoso chiesti Ted Postullanteri. Ted ci da scudi di mezzo di Daviscanta i giocatori si su Monte Alma, Diouf si da gioca da Torra da Vessia Fora da Saboccia esti de su Monte Alma, Diouf detta di mezzo corpo de Conca ma da vedere di su attenzione De Iola, cicca da De Dona in mezzo, Ausai non da Vigada e Saboccia esti de Frau vota da questa maglietta che assemblia questa maglietta storica del suo castello, che vota dei Zaccappiello in su. Cavori Sarangio. Ci detta da fondo, ancora in attacco, Moi, nella sua fase delicata. Solitamente come in ogni partita, la prima fase è di studio. Sì, sei su commensenti, Zallo che Radonai sapremo zampata oggi. Zallo è pinza su capitano di questa squadra del Monte Alma, da Giai da Spillo Arzia da Insavascia, da Porridi, Cicchenda Garbuglio, che è uno dei sustrangios di questa squadra, ancora Zallo che è Rosanè su capitano su numero 8, da Vassa da Goa Zilli ancora con Spillo Azia di Savascia, da Porri di Cicchendi Diouf, Mesti da Frimmata, Ted su Lanteri. Zallo è presente in meta in azioni, si è in Areso Vaghedo sul regista, no, di questa squadra. Sì, più accanto Deo, anche sa difesa, cicca di Donai sul ritmo a sa partita e scompagge su. Volevo sottolineare che Oggiano su numero 10 su capocannonieri delle squadre. Attenzione che Diouf di Daviga, Lazio da Insavascia, di sicura da Cicca de Grossai ma non Rennesciti. Ancora Saboccia de su Monte Alma, da Ghetta in mezzo, Leoncini a Zallo, Leoncini da movimento bello grosso, ma Oggiano viaggiai pronto, e Chiesa pure che di bella. Già de Singhizzo quando si sta su de Tresio va manco dei minuti su video che insomma c'è già una fase offensiva
Funti già cicchendi impostare questa partita in una certa maniera, una partita di sicuro bella tostata con tutte e due la squadra, si chianta poi a mostrare di sicuro questo chiesti come ti potete suonare su valore, no Chiedenti? Sicuramente giocherà pure sta diretta, secondo me qualche cosa da fare bene, certo, sta gana certo. di mostrare sempre De Brusu, di su chi certo, a Rennes certo. te fa e questo non si pare che precede. In sintesi, una fase di attacco sull'Anteri, subito frimmata, Lì si era sul difensore. e c'è lì su difensori, a boccia bessi da fuori, succede, in no, questa parte a diretta, una diosa a Sammanca del Nosu che stendi su campo e del Nosu su portieri del su Monte Alma a Manca e su portieri sull'Anteri a diretta. Pure su che su clima oggi giocherà a vantaggio dei giocatori, Beh, poi testi perfetto. Perfetto, sì. 19 gradi, Ma che del noi, si che da Icci, ma arietta bella fresca. Sì, si sta bene in Nulvi costumeri. Su capitano Tommaso Nieddu, ci detta di mezzo, ancora fase di attacco sull'Anteri, ma a centrocampo ancora Nieddu da Ghetta da Condu Cross, attenzione, sti Diouf e tutto attenzione. di da Piscata. S'arbitro non Davio prima sul gioco mo che Casica Diouf sta parlando in terra e ha rotto un Mavi commenti c'è Sattao e stetto squilibrato mi pare che abbia colpa a sta schina est in terra Casica esce da in sintesi si accostanta questa squadra cosa sua ma vinza di questa squadra corpo in cui e commenti a Sattao ovviamente punti in trendi su capitano accostata di dove Medotta sa essere su corpo capica sa che ti firma tindi lì a Susui Sindi torna a Strantaggiai Diouf uno dei attaccanti del suo Monte Alma un bello zaccamao del suo pubblico come tenai a dinai non so se su contui su palloni è ancora in mouse non è scelto attaccanti no, giocatori che si fa tutto su campo sì infatti tornò in difesa in sintesi da tornata poi in campo i giocatori di sull'Anteri ma Saboccia andata a finire a Foras a Papa de Savorta io ho provato a intendere a Lucia come è su momento del singizio di questa partita Lucia Tasinarasa come ti sei uso? Forse se ancora non si intende Di Maio si torna a provare per Paolo Sainanti Frau, scudi di mezzo Cicchendi un giocatore di questa squadra cosa sua ma andavica i punti sull'Anteri ancora Saboccia in Foras attenzioni a centrocampo sto a battaglia su De Iola go De Iola cicca della scuda innanzi ma Saboccia accappa da fora a Papa de Senna Papa de Savorta in due Frau su Monte Alma che ha da batti o ha rimessa del fondo Videoso che ci da scudi non adesso i suoi tutto maestri uno difensori ad Agatea Diouf che si è tornato a stare bene combattiti da voi di mezzo Cicchendi Oggiano ancora Diouf un Guerrieri su Binti Dusu questi Matteo Piras non due nuda andare a salvare giocai che hanno due nuda ha già punizioni sull'Anteri in questo chiesto sul centrocampo proprio deciso scudi in timmeso Cicchendi un attaccante ma Saboccia è troppo lunga Podeiola che non da cudidi e Saboccia ci essi da fuori ancora la torre da Torreia Scudi de Sallinia accanto a Savorta Walter Frau o Isso o uno dei difensori di cosa sua Gabri siamo in due fasi perché prima di questa partita non questa ancora Nerioso Singhizzo due stetti uno bell'attacco del suo Montialma ma Mose subidenti punti equivalenti secondo te squadra un po' canto bella equilibrata invidioso azione di attacco del suo Montialma bella questa cross in mezzo pala di Daviscada Zallu attenzione Usai ancora combattiti ma Saboccia è su Monte Alma ancora Usai di da Renescia da stoppare fase confusionaria ma due stetti uno contrasto
L'arbitro si va di intendi, L'arbitro si va di intendi. Decidio, preciso, e ci che ne fai comprendere. Si è ancora 0-0 in noi su 8 dei minuti su de questo primo tempo, su de Monte Alma all'Anteri, se ricordo campionato di prima categoria girone D in Sardegna, si è scurtendita in EIA TV ma vinza sa RTS in diretta streaming dei noi dei Nulvi. Fallo su Monte Alma. S'arbitro di Narada, ascoltava Vago. Ho preso fai sul labiali. Aspetta. Ma dove sei entrato? Punti che scendi sì, giocatori sull'Anteri. Certo. Giustamente. Potevo subire pure sul replay. Chi te ne ha regione? No, Dani, manco sfiorare sta boccia. È andato diretto su questa gamba e su giocatore, su questa gamba di Chiesa. Quindi sta punizione poteva suonare a 30 metri su bene o male 35. A Scudi adesso Oggiano, si parla di chi sia Oggiano, i giocatori si hanno reso sull'Anteri punti posto su una fianca e Satru in aria, Arzia da su braccio su schema, ecco Giano che Scudi di mezzo, attenzione che stazione non sta accabata, ancora Chiesa, fallo. Pedi di su Vallo su giocatori uno giocatore di sull'Anteri e non sei comprendi bene, ma mi pare o arrivi no, fuori gioco no, c'è stato tanto non contrasto fuori gioco, quando ha dissaltato può dire no, forse si è fuori gioco, no, forse si commenti da un gruppo si punti prima contrasto in aria, quindi adesso su gioca da tornare come secondo punizioni po' sull'Anteri, arriva da Saboccia. Esibito su arbitro Enrico Picca della sezione di Castello inquadrato, ha discusso ancora Patacchiola ancora da Torra da Giammalva, Mattias Giammalva ancora Patacchiola, bello pressing ancora innanzi sull'Anteri, in sa fascia Ciccanta sa fascia, bella Sarta Sommi di grossa, attenzione, meno male, arriva da in immanu su de Frau che non si va da cattai Narioso Dromidazzo, ma è bello uscito, quindi da potita sta boccia. Sul ruolo più delicato e su portieri, Foto perché lo studenti sia ancora questa squadra, se noi Nulvi, certo c'è sti cancuazioni che Narioso potitessi vinza sa de pericolo di questa squadra, ma si interesi punti nella partita delicata per tutti e due questa squadra, certo 9 punti su de differenza, punti uno bello tretto de Zeghi, ma insomma nuda Nareso è ancora serrato, ancora fase di difesa con Giammalva e Patacchiola e ancora Piras, la torre da Patacchiola. Gioco era impostato sull'Anteri, su capitano Tommaso Nieto, Arziada su numero 5 e noi in questa punizione no. Lucia ha sentito anche qualcosa, Lucia due case in cui accanto perché più i giocatori si punti che scendi sì. Questa è una partita meda guerrata. Attenzione perché il Sinteresi a più che la Patacchiola ha di sesti un pacchetto inquietato secondo me punti del patio Patacchiola e Zallo che entra un po' fai male, ma non mi parte, c'è scontro il gioco, c'è nervosismo insomma non punti proprio calmo punti pacchetto tirato su è un derby non ci vuole canto da fatto in Savira 2 ma questo vago che ha fatto un canto pittico non fiera mai giocare in ambiganza. Ad Scudi in mezzo su centrocampista Gabriele Carboni S'arbitro Narada, però parrei che Almusa, parrei che questa partita è ancora lunga. Carboni ci detta di mezzo in aria, attenzione, Saboccia ci stesi da pago atteso adesso Zette, si è da noi ci non su Zetti.
Sangulledo de palo e traversa. Commenti nel Sius difensore ha cercato di anticipare, ma fiaccante vai un danno. Tiro de angolo sull'Anteri. Su primo, dessa a due partita. Scudi, adesso è ancora un'orta Gabriele Carboni. Su primo, certo, da Scudi ancora. Più che Gabriele Carboni è bello presente in questa partita, voi che dovete sicuro, insomma, i scalpi, adesso questa munizione con Dani, su tiro di angolo di noi. Si murica in aria, si murica, ci fonti 10-12 giocatori si attenzione. Oh, nuda, non succede un nuda, che ancora è rotto. A Rui è stato il suo capitano adesso Monte Alma, Nieddu, Cadorra da Luego, a questa posizione cosa sua. Carbone è un bello picciocco del 19 anni. Faccio chi non dare mai non dare ancora fatto 19. Questa boccia da Cabba da Inforasa e a Torraia Scudi, adesso Frau o uno dei zamparatori di cosa sua. Frau Arzia di Mauso commentano a Kinda Depugiai, Fatesi B che non si bio, aio. Se si dotto Marcaus e quindi non si dà Giai, però Tavaidi ci detta da Sammanca cosa sua, Patacchiola de Conca. Attenzione questa azione adesso Lanteri, questa boccia esti adesso Lanteri. Esti bessendo paghetto de Bruse, ma su Lanteri è Boghendi sa è Boghendi salsa, non devo dire. Nieddu ci prova da Torreia poi in gioco. Castellas arbitro, ti prego contate che questa posizione giusta ci detta in mezzo. Direttamente in aria è contro fallo. Che succede? Poi ecco. Noi due punti. Oh Marica de regola ecco. Si debiti rispettare. Merotta serra un pago solo. Serie lavoro devo sapere, serie lavoro. Non si può risaltare, spende Prantauso in terra, sta boccia non debiti superai. Certo, normale, certo. Sull'Anteri Brusa aggressivo. Come te gioco? Sì. Su Monte Alba mi pare in una fase uno vago rilassare, non è farenti. Non funti cicchendi Bruso commenta a Singhizzo, però mo torrante inghizzai ancora a Ciccai Diouf, sta boccia è frimmata De Pala, Diouf ci detta di mezzo, attenzione Zallo, Diouf ancora, bella questa giocata, Usai, De Iola, attenzione, bellissimo, e c'è su gol sull'Anteri e a segnare sul numero 9 Florenzano ci dà detta da intro Candososa su Desegi. Sincesti gettao subito, commenti uno visito l'estero, ha cattato sul momento e ha ridonato sta zampara vincenti, può donare sul vantaggio sull'Anteri, Cavozzonai. Sì. E questo che ha meritato sul vantaggio, poco mente ha piccato questo approccio a posto del Singhizzo di questa partita. Sì. E quindi su gol Dottor Rosavia, attenzione, Vetta Ribada, Florenzano con questa che si dà in italiano una zampata, no? Da posto su Vevo, da vai arrivare a su Desegi del minuto, quindi Zeus 1-0 sull'Anteri Desastri contro su Monte Alma, questa squadra di Dom. Torrosanai assegnai e stettiu su numero 9 Mauro Florenzano. Lucia, ci vuoi donare uno canto di impressioni? E tanto, questa panchina è un vago di attenzione, scusa Lucia! Povago non si è arrivata, luego a suo pareggio, una bella azione concordata di Diouf e di Oggiano da Rosavi. Oggiano cicca da De Scudi e Povago non ci dà serra mera su tiro tecnicamente. È vero so. Nel che su Monte Alma ciccavo luego de già una bella designo Rashidai de Torreia Cattai su pareggio è andato accanto perché su tiro non c'è stesione meta del Sovalo. Ancora fase di attacco, attenzione. Niente. C'è Rudi e Cicca domanda su Vallo. Lucia, scusa su
E fianende che sa panchina vidi un poco di spiagita, ma la partita è appena cominciata, è lunga e dunque siamo già ido una ripresa di su Monte Alma e stiamo a biere. È una partita meda guerrata. Sì, sì, sì. Meda fisica, sì, sì. No, beh, commentato in now Gabriele, è un derby e quindi su derby è bivio in questa maniera. Proso fisicamente che tecnicamente. È certo. Ma io so già bio a riga giocare sia in su gol, sia in reazione della squadra di Domu che punti da apprezzare. Si va intendi su pubblico volo, che hanno come de praggio anche a decisioni nel reso dell'arbitro, ma come è normale. De per noi che questa partita è come tenai tantendi i del Nulvi di sicuro, insomma questa tribuna è bella prena. A su chi mi ha contato prima uno, attenzione fischia da fuorigioco, st'arbitro Garbuglio via da in Garbuglio su Monte Alma via da in fuorigioco, insomma via di Gabri ha fatto via questa partita un signore del noi del Nulvi mi conta da Ultrade sul Nulvi non ci ho chiesto un ultrama, insomma di sicuro uno che di andata da questa partita e Mannau che andando in trasferta a questa squadra da Zichita su manco 300-400 persone addirittura. È bello un numero su questa prima categoria, è sempre un piacere con me Vincenza tribuna sai Ciprena, una partita de valloni dilettantistici. Attenzione sta fase, Zallo ha saltato Somminisi, ancora attenzione, questa è ammonizione. Vincenza cartellino Grogo, attenzione. O sul numero 6 e sull'Anteri Pattacchiola. Vorrei sapere su replica, si è disinteressato del gioco e ha ripiegato su giocatore in preno. Belle sera di Zalluca. Come te capitano e piegando questa squadra a Suva e cercando di davai. Reagì. Cosa che hai fatto il primo minuto, poi si è firmato 8 volte come te non ci niente davai come te gioco. Forse il merito del sull'Anteri che e beh, se il pacchetto dei Bruseri, poca un pago di giocare che hanno posto in difficoltà. Sì, se sono dei 20 minuti su questo primo tempo, su De Monte Alma, Lanteri Sassari, Zeuso punizioni, Videoso che due a batte questa punizione, si castano tra due giocatori, uno è Oggiano. Uno è Oggiano e... Attenzione, finta Oggiano, bella Paguarta sopra questa traversa, questa punizione di Oggiano su Monte Alma, non c'è cavata, forse si doveva fare cavare e non è a Rennescio. In si sta inquadrato Florenzano che sta autori del suo primo gol, del suo gol che Vinza Saimoa già è su vantaggio, poteva su Naiaici sull'Anteri che però non disacconca da si prima si bella giocata si che Diuff esti omini a tutto campo Dorra da Copo Amparai attenzione punizioni fallo delle Leoncini su 5 giusto Videoso da Donao ma non riuscivo, no, fiera accollata potevo suonare, no? Non fiera questo su fallo, ha reazione su non fiera in trendi. Ecco, quindi non mi ha fatto il gioco. Difatti. A Scudi adesso Matteo Piras, no. A Scudi adesso Carboni, che è sti sommi dei calci piazzati, se non è in italiano, no? Ma di ogni maniera ci detta in mezzo, ancora Cicchendi te vai una sponda. Sa boccia parra di Ingume, parra di aria, ma sa difesa Narioso de su Monte Alma da Salvada e sa boccia arriva da Vincenza a Canali, se proprio a Sattravatti.
Canalis da gioca da quei spazi, ci torna che sta in mezzo cercando di attaccare cosa su, sta boccia e stile su Monte Alma, Diouf, Murridi, attenzione, arriva al limite serio, ci dà in mezzo, su Vareggio di Oggiano, si fa l'intendi, bella giocata, bella giocata. Bella Sira, antisfruttato su contropiede in una maniera che ha spiazzato su Lanteri. Bella giocata, bella. Con Sira destra. Bella giocata, Diouf Oggiano, posso Vareggio su Monte Alma, sta gente è pregiata su che pusci, si cade pareggiare sta squadra così in soro, si va in tintendi, no? Bella, Lucia, bella. che ci dici? E questa manna in Sabanchina de Sunulvi, invece se in Sabanchina de Sulanteri si sono iscaldinde due giocatori. Lui su numero 10 e Oppia su numero 3. Grazie a Lucia. 1-1 quando si usa su de 23 de minuti su de questo primo tempo, insomma non manca da emozioni di sicuro. Bello. In questa partita una bella sfida, attenzione questa Vasi, Attenzione su contropiede su Lanteri che non si in testa azziccavo, No, bella sfida. Ancora da giocante in mezzo. Adesso tiro di angolo, a barra di terra un giocatore di Sulanteri. O è sta rotto Mavi o a posto Mavi se bene, se comprendi bene prima. Chi ne esti? Gabri, tu conosci, se riesci a Dubì? Ma è fatto sul numero 8, non vi bene, non si vede bene poi come ti ho detto prima, sa gente ha preso tutto su spazio di questa tribuna, non vi uso barra in terra o è proprio a rotto Mavi e adesso vediamo a Paco in sintesi arrivando a Pizza in medico su dottori su Lanteri poi in sostanza si può arrivare il saluto su bar de Pavillonesi. Salutato su amico su del bar de Pavillonesi su numero 9 nata sta regia cosa nostra che si aiuta da quando noi sono a Renesciosa quindi adesso andai Florenzano su chi ha segnato il suo primo gol di questa partita. Non si comprende, poi ha cercato esattamente sommi. Sì. C'è stato uno scontro, ma o da piccato su lei o c'è stato rotto male. Dai, però Bisica si conosce, ti punta amico, questo campionato sono reso cesti questo con cambiare, no? Si gioca in una squadra, poi si gioca in un'altra. Adesso io un'altra partita pure, certo. io immagino, ma su bello di questo gioco, giocava a questo livello, non è tanto che su derby è come ti vedo in televisione che appunto uno pago pure fake. Questo amigos che si punti giocando certo. su sport, certo. avanti di questa tifoseria, avanti di tutto su chi incidenti, poi portare avanti sul progetto sì. Fiosa regione di Maguaco Stranda approfittavo su Gabri Ponnaica, questo scampionato, vizio su calcio dilettantistico sardo, commenti in meta Atrus. Scusami Ale, certo, fai male a Dubbia, ridonavo, sticcare veda, li giravo. Da girare su Vei. Da girare su Vei. Fiosa un di Maguaco Stranda che ciò di noi pure può fare questo campionato, no Gabri, cioè non so se voi tendi del 10.000 su campionato commenti su questa prima categoria. Questo basta manco per terza categoria, se su fuori tendi in prima categoria che io si giocavo a Ziai, se superendi 100.000 euro. Insomma, si intendi, poi ogni progetto tendi sviluppo e investimento in base pure a questo che vota in suo circondario. Poi certo. Capo Sonai ci punti territori che punti più fortunato a te giocare di un certo livello e altri che depiti ci non pago più atteso e mo sul rimborso non è più manco come prima certo. e scelti gusto poi i giocatori incidi a suba di questa società. Certo. Poi torno a Nai, ho già contato sta trotta pure, insomma ci punti giocatori si che 20 non scetti di altre nazioni ma pizza di altri
continenti, e Artu su numero in campionato dilettantistico vizzo de gente che de giocatori si che proprio in una dell'Argentina, punti meta dell'Argentino su sudamericano su Metas, ma vinza del suo continente africano, da Ribanta, insomma è sempre bruso un calcio dilettantistico che gasta da questo chiesti su professionismo in qualche maniera, perché voi o lo pensate che questo giocatore si chiede di aici atteso non ben gentavano un rimborso, no, denti vinza su uno stipendio che qualcuno ha attaccato uno traballetto, tanta depitona è domo, tanta depitona vitto alloggio come intesinara, no Gabri. In spesa 2 punti, però certo. Bioso subito su sì, corner. Tiro di angolo, attenzione. Parti di Luegus con Diouf in Savascia. Vrimau del suo capitano del Nieddu, del suo capitano. Ancora Diouf da Torra da Go a Spillo, ancora Secchi, scusami, non via da Secchi, via da Zilli che ha no, su come il centrocampista gioca da Bruschiatto in difesa, uno mediano in questo caso mediano, proprio certo. Attenzione intercettata De Zallo in mezzo Leoncini, torna da Zallo, la torna da Go, ancora Zilli a Spillo a Diouf, alza in Savascia, Cica Saggiuto di Oggiano Sautori del su con la ghetta in mezzo, la pisca dei difensori, si massa boccia parata in cui, attenzione, subito un contropiede sull'Antieri, Giochendi, Frimau, no, 2 nude a Vossarbit, su giocatore parata in terra, su Monti Alma, si chiede ancora Sarto, azione ancora Vodera da Vodera, attenzione, scutta De Vorasa su Monte Alma, una bella scopettata, sì. Pago atteso adesso valo. Mi piace che se bessi tutto il uso. Poi a Sasatro è questo che non fare sta giocare. Certo. Chiede a Leoncini, chiedi scutto di atteso, sì, 30 metri su. Torna da cominciare sull'Anteri, ancora questa diretta. Arziada. Saboccia e poi Giammalva, Cardadoro da Go a Canaris, Giammalva, ancora Canaris. Sta mettendo su pressing su Monte Alma. Sì, Puntaziendi. Zallu su Monte Alma, Galletti a Diouf che è Arzia di Insaria, alla Cicca su Gross di sicuro, Cicca di Esatta e Somini, Grossa di Mesu, ma non 2 Nemmusu su Monte Alma. In sintesi di punti Donaus un bello gruppo, 2 giocatori e sti punti Niedu sull'Anteri non vedo su Sattro in cui vai Mavi in cui cresciti sì, punti Donaus un bello gruppo, punti Niedu e Chiesa, Thomas Chiesa su Monte Alma. Avarra Sezio, Nieto abbiamo un bello gruppo in cresciti. Su spray miracoloso che ha detto Casana Totto, questo spray. Con soffrire un mera. Se lo cronometro di lavoro, nada adesso. Questo 24 già Eduaria sul giocatore del su Castello, su chi gioca su Castello da Nandez, là, di Eduaria, no? Su 24 del Monte Alma, ma commenti giocano o commenti B? No, de gara, de Vacci. Infatti è Garbuglio che non è un nome... No, pagatanza distinta. Uno sangue, un sardo. Daci il caso, sono origini. Prova a Castello, tanto c'è Zaccato. Torna da Inghizzai, De Bellenou su Lanteri, ancora Giammalva, Catatorra da Nieddu,
scusate, a Patacchiola. E ancora De Iola Giammalva. Giammalva Potedde, Tedde circa del Zatta e Sommini. Manda pica da Oggiano adesso Montiel, manda da solo. Ci prova Oggiano, attenzione ribattuto. Forse da salvataggio. Balli un gol questo salvataggio. E andando a sfidare come tennai. Si streullant sono consato, Aspetta, l'arbitro Ciogada c'ha di Bogau, uno giocatori di Sullanteri. Sì, non subiu bene chi è sul numero, ma chi è questo? Susegi Giammalva Oggiano ha decicato Desattai Sommini, bella Scudi di parata, mezzo, Leoncini no, è stato un lì e questo Giammalva. intervento. Cicca mi pensa questo Giammalva, no. Zinanta, siamo tutti precontenti adesso pubblico, No, che fede dia al rigore, rigori, no, è Pugliu. Entrava super, in santo. Carbuglio, Giovanni e Manuel, Scieuso che ambidestro, poi noi non so cattavo altro. E proprio amica stai vincendo questo Giammalva, che secondo me non è Fontidus Argentinus. Attenzione, entrata in Sullanteri, entrata con sul numero 10. Non ci dà Vairis attaccanti del Sullanteri. Florenzano non ci dà Vaidi. È vero. Evessio, Florenzano, intendi Cristian Luglio che non sbagliavo dopo Sullanteri. Che è un centrocampista. Attenzione su cross a intro e non ci dà. Torrabo? No. Barriera, un altro uomo a terra. Sicuramente Ale si punta toccato su quando viene a attendere sul numero 10 del Sullanteri, lui e stava in terra. E manco incontrato già in gotto. A Rori. Applicavo corpo a faccia. Quindi adesso dei 33 di minuto su questo primo tempo su un'essita e Vessiu Florenzano e entrao Cristian Luglio che a su chi c'è un noso è centrocampista, quindi gioca da centrocampo, ma potete essere vinta da questo su come si narra che circa da decetta essa boccia intro. Si torna a Strantajai. Se su dei 35 minuti su questo primo tempo su de Monte Alma all'Anteri, attenzione, Sestingotto accanto Varre di Pinza Sagnedo, domandavo a Chiesa Desi Primai. Sportivamente non dia comprendo subito, ma non ci dà vai su capitano. Savascia e non ci dà vai. Altro cambio forzato. Altro cambio a Marolla, posto l'Anteri. Nieddu l'assa da Savascia a suo portieri. Sicuramente non raggiungerai sull'Anteri questo doppio cambio che doveva essere forzato infortunio suo. Video chiacchiera entrare. Lucia, tu che sei fuori, ci aiuta a comprendere che stai più bocao? Tanto intrada su Gimbe, no, scusate, essi di Sughimbe e intrada su Dreghi. Sughimbe este Nieddu e su Dreghi este Oppia. Centrocampista. Grazie. Insomma. Lucia, ti vi preguntando, ma casi asibio che stai più bocao prima? Non si comprendia bene. Prima il Bessidu su numero No, bocao, cartellino a Rubio. No, Pregunto e Bolunaro. E ya vai sopra Jay. Sandusu, Evessio, Nieddu e Stintrau, Oppia. Attenzione a questa fase di attacco. Adesso Monte Alma. Questa giocare è difficile, sì. Però Garbuglio da riprovata già in mese s'area, ma non ha attaccato un Nemus.
C'è tipo uno della panchina, se cercando di comprendere chi è, grazie a Saggiuto de Lucia, che è in cui accanto a questa panchina e andando a domandare. Sinterisi Saboccia torna da go. Attenzione a questa fase di attacco, perché sull'Anteri non dà di pensata di manco un minuto di si prima in questa sfida, è sempre più bella tostata. Attenzione, sul numero 13 Oppia appena entrava di luego su Ciccao disegnai, ma forse è troppo frio, ti aspetti un meglio su che non riesce. Ci ha riprovato, certo. Ci sta. Attenzione Saboccia con Diouf che ha da Ciccai come sempre o desaltare Somini o su cross, da già da Cova Oggiano, ancora Ciccai desaltare Somini, cross, da Poni di mezzo e Saboccia accaba da in mano su De Canalis. Canalis a vetta da Vago, si casta da giro a giro, Saboccia arriva da Gianmalva. Sa accoppiare a Diouf Oggiano e fare questa differenza. Sì, facendo una cosa differenza. Gianmalva ancora. Gianmalva con Luglio, entrato de Vago, salta da Cicca da bella girata. Luglio ancora, Saboccia esti possu Lanteri. Questa è una picchia da batti questo fallo de Voras. Lucia si può rinare te succedio. E tanto Cambogado su numero da che noi Alessandro Addis cavidi protestende ma grazie a Lucia. Sì. E ho sentito io che fiera un po' questo episodio che parliera un rigore mancai de Voras, ma io subito un replay che era pulio questo intervento. Gianmalva, Patacchiola, Canalis, su portiere Saboccia da Rodacò ancora, Gianmalva po' Canalis, su pressing è starto, attenzione, Oppia da Vedredi, ancora Moi su Monte Alma, Diouf, via da Podaziai, ma no, non è andata. Bella questa trama del gioco. Leoncini sta trovando tipo Chiesa da Moni in mezzo, da difendere sull'Anteri, ancora stazione da ronda comenzai. Ha toccato Sabit. Sabit ha toccato Saboccia, sul gioco si firma Boccia d'uso, Patacchiola, Piras ci detta da Cicca da Sava. Attenzione a Rui di Deiola che aveva appiccato un gruppo a Facci, non si comprende di te succede, a varra in terra, grazie su Guido ha appiccato un gruppo a Facci, in cresciti. Melotta si va in gusto come difensore, si va un po' protegge sa zona, è normale. E al limite sempre può non fare, ma è patto che a questo può essere fischiato, quindi se disinteressa ha appiccato bello gruppo. Sì, forse se ci via su Varri noi rischiare qualcosa via cartellino a pare cosa mia sì. Poi, non può altro, non può stare violenza, ma sul fatto che sei disinteressato sul gioco e da su questo giocatore e appiccato bello gruppo Deiola. Sinterisi videoso che a Luca Rosani e già tendi le indicazioni non ha rigastiato, cioè si biri bene, non è violento, appare cosa mia è volontario. No, è volontario sul fatto che ha rifirmato sui giocatori, ma non che si doveva donare faccia, poi non fia gastiare sui giocatori, io su via l'altezza come ti sei incruvato salto, dai, vi non faccio, ma è patto. Come sempre, quando si può da De Fubalo, i sarrecioni si punti in milli, i Sinteri si torna da già e Saboccia sull'Anteri, di comprendo da Donai al suo portieri su Monte Alma e di fatti Walter Frau pica da Saboccia a commenti video setta da fai da già da Zilli da Dene ancora attenzione questa Zallo usato a Sommini ancora, Saboccia con Diouf su stop un vago atteso, ma Diouf dona da Zallo,
ancora Spillo, Zallu, Zilli. Zallu si birica giocatori di esperienza. Sì, è uno dei spumannitari pure si scelta. Attenzione alle gustazioni. Patacchiola dall'Assate. Volevo sapere che è diventato capitano. Attenzione, io ho pago di pensione. Non è facile con questo arbitro, ma mi pare che stai tu scelto. Patacchiola, giornata delicata. Delicata questa questione. Noi. Se sono in Carrapendi e si rendi già il suo primo tempo, su dei 43 di minuti, so va che mancata. A tornare a battere questa punizione, adesso Patacchiola, quindi via da Vallu, non è abilitati. Patacchiola per Canalis. Da Donato Paghetto male, attenzione, punizioni. No, giustamente. Questa è una cosa del suo football moderno che deve impostare i suoi portieri. È un gioco che... Ted ha fatto uno fallo a Sova dei Leoncini. Ale, lasciami Dunai. Questa certo. cosa di giocare con i suoi portieri e si ponendo in meno difficoltà su gioco poi pare che deve essere sul regista sui portieri. Sì. Non si comprende bene poi a piegare un modo, vero? Attenzione. A barra di cui si boccia. Oppia Luglio da scudi da Foras, sbagliata. Beh, su film è questo. Su Monte Alma fare su gioco, sull'Anteri partire in contropiede. Contropiede, sì, è vero, è vero, su bravo. Poi mo dopo su Nai, poi su primo tempo. Bella partita combattia, bella partita combattia. Attenzione a Diouf. Oggiano, Cicca esatta e Sommeni, fallo del Tette, a sopra di Oggiano. È difficile di firmare questo picciocchi, Fotti, mi pare che siano dei Fotti, sì. Non si intendi, Ale, su pubblico questo pago, inquietato con i giocatori se desse sull'Anteri, poi noi è chiaro che vi ha fatto, c'è pago denaro. Da Rammonio Ammonio Patacchiola a Sogliappo comprende o no? Sì, mi è fatto l'ultimo Patacchiola, forse se da Rammonio un po' per testa, poi non comprendo che su ballo via da corso, poi via da fase concitanti, poi su Dusu e sette Ammonio posso farlo, poi ecco. Anti-insisti un mera con questa decisione arbitraria che per me la Saminaia è giusta. Scartellino sono una macchina di questa partita, se ricordo che si castiendi Monte Alma all'Anteri, campionato di prima categoria Girone D dessa Sardegna. Sul risultato esti 1-1 e a Dusegnai Florenzano e Oggiano. Attenzione su contropiede. In mezzo Sabono! Attenzione, c'è imbrunchiao Carbuio se papà un comando momento a domo. Si dispera, un comando momento a domo. Forse sì. Su pubblico in noi se stai disesperato. No, qualche cosa in sa lingua sua mi va eia. Si vuole traduci in capitanese, ma se papà un comando momento a domo. Carbuio si cascia questa cosa, ma anziché scegliere su pubblico non riesci da creare questa cosa. Tenia la via da sola annante questa volta. Casa giocare parria facili, però mi pare che c'era sceso a bere su replay di andare troppo su passaggio, via a cercare di anticipare sul movimento. Ma Patacchiola da scudo di peso ancora Leoncini. Oppia, certo. Oppia, salta da Duso tre Sommeniz, attenzione Donata, un'azione di contropiede sull'Anteri, ma questi Zilli, Saboccia parla da Zallu su capitano, ancora Zilli da scudi di mezzo, Cicchendi attaccanti, si su Monte Alma, s'arbitro forse si fischia da su
Fuori di gioco? Fuori gioco. Sì, fuori di gioco, quando si usa su de... canta ad essere ricoprendo, sono manco 13 e recuperandi. Ancora Gianmalva Potedde, Gianmalva, Patacchiola ci chiede da mandare innanzi, sì. Ci chiede ancora a Pala, ma Pala ci detta da Foras. Zallu, cicca da Diouf da stoppata, da Primmada, si casta innanzi e cicca da, come sempre Oggiano, punti si cicca ante Tusu, punti una coppia, una reso. Fotti Zallu. Pure su Nike punti manco una coppia. Attenzione a Oggiano, cazzo di Savascia, Bidi a Diouf, si cicca da Ducastia, ma no. Ancora Leoncini, ancora Zallu cicca da Leoncini, arriva a Sallacca Nadessaria, da Donna da Oggiano a sta diretta. Oggiano da Santa e Somini, bella, questa bella, pari giocare. Attenzione però, Salvito vai giocare, sta boccia parata in lui, Leoncini, scusami, Zallu da Pedridi si parte su contropiede, ma è troppo lunga, e arriva da Frau. Si terra sul primo tempo, dopo 3 minuti e mezzo, 1-1 su stadio Antonello Cano del Nulvi, del Monte Alma e Lanteri. Bella, mi piace questa. Bello per il primo tempo, su combattio. Poteva suonare bello spazioso. Se ricordo che si Castendi campo del gioco. Tutto in lingua sarda. Tutto in lingua sarda, certo. Ale, ti posso preguntare cosa? Certo. Ita difficoltà di Sesa che attende a fare questo traballo a suba de contai una partita che tiene ritmo, situazioni, sì, terminologia, che è inusuale pure merotta, sa? Ti posso dire, Gabri, ti posso dire che non è a grande difficoltà, di certo che all'incontro vuedo, non è punti vuedo che ha punti vuedo inglesi e quindi non questa sabortatura proprio in sardo. Potevo però dire che è spazioso, di sicuro si fragidi, la gente si preconta, insomma, chi ci ricordi, non potevo dire nulla perché insomma, dubitoso. Ecco, si non capite da stagione può commentare, il rigore è negato, se noi dei processi imparziali, se no se c'è caso di contare su chi c'è caso su Valloni, cantavo su Valloni, insomma. Su chi voglio suonare, Gabri, tornando a noi, se difficoltà, non più grande difficoltà, non fessa da scetti voi sfueduso, che a me da vueduso, ti posso suonare su pressing, ad un'ai, potevo suonare questa pressione forse, sì. Però insomma il sfueto su Valloni è un gioco che nasce in Inghilterra e 2 punti con questo sfueto che punti su inglese, non potevo suonare null'altro. Devo viaggiare invece, sì. S'allinea a S'amica nostra Lucia Cosso che vedevo già a centrocampo con ospiti. A tu s'allinea Lucia. E tanto nos appaltamos che veste una boccia andando e tornando e devo parisi con Gianluca Soggia. Gianluca è un mister, è un allenatore de su Lanteri Tattari, amos intendiu a Sincuminzu, un dirigente desi squadra de Domo, de su Monte Alma e come intendimos osao che vinzas de di squadra ospite. Tanto come in testa questa partita è di avere un derby, una guerra manna. Innanzitutto buonasera a tutti, è una guerra manna che è prima contro seconda e quindi questa partita è importante per questo e non la giochiamo come tenerano tutto a viso aperto. E come bolsezzi si preparato per questa partita che è importante, che è impolto? Ma come te sempre, tranquilli, tribagliando, 3 battobolte seguite, amo me de giovane bravo da lanciare, la società è contenta, l'allenatore in prima che è Rusani è contento davanti a me ed è tutto positivo. Ite se il disizende naramos dai gustadie de oe? Ma de oe che stiamo giocare su massimo e poi vediamo a fine chi è più bravo, chi ha meritato vincere.
oppure ci accontentiamo tutti e due se pareggiamo. E andrà bene. Se Zizi all'Accana, Nulvi con Tattari e dunque esti una baltia intendi a vinza al debiuso, se Zizi za prima e duoso in sa classifica, ma se Zizi vinza all'Accana. Siamo un da vicino, però narramo che se derby forte sono di più se vicinanze paesano che no tra Tattari e Nuvi, dai, esercitate a livello dei derby vi vede un'altra sensazione diversa. E tanto tenitese qualche pregunta pro Gianluca Soggia. Alessio Gabrielli. Dopo fatto questa pregunta si tenene qualche domanda de vaghere a te e tanto ti lascio andare, che di sicuro deve senare qualche cosa sostuoso. Grazie, vi ringrazio e buona partita a tutti. Alla prossima. E torno grazie a Gianluca Soggia, che è mister in seconda de su Lanteri Tattari e Kelso tornare esa linea ad Alessio e a Gabrielli, che noi così mi sono intendinde. Siamo su in diretta da Nulvi, siamo su Sighinde, esa Baltia, intre esa prima, esa e duoso desa classifica, Monte Alma e Lanteri Tattari. E come vamos a intendere un'altra oghe de domo, este in inde, a Facamie Benennidu, Raffaele Serra, il suo este uno dirigente de su Monte Alma. E dunque questa baltia è una baltia meda intendia. Meda intendia, sapremo questa seconda, è lottata. È lottata come noi chiamiamo, che fu una partita meda difficile per noi e per Iso pure. E sono partita difficile, se si garrende con tutta sa forza, Issoso e Boisi e su pubblico, beste, bada meda gente. Sì, è una partita meda sentita da questa parte di Saida, che beste metà di Ida in ore. Siamo meda seguiti su Canno così qui che siamo primi in classifica, siamo seguiti in meta e quindi speriamo di continuare e di seguire con questo pubblico e con questa bella soddisfazione siamo andati a nostra ida. Qui mi si contende a Sincuminzu che su Monte Alma este nascido 60 anni fa, e dunque 60 anni di storia, di baltias, di squadras. Sì, siamo fatali. Io sono anche un paio di squadre, praticamente ho fatto la vita dei giocatori come figlio mio, sono vicepresidente e quindi siamo di generazione oramai attaccati a questa squadra e siamo veramente orgogliosi di mandare avanti questa tradizione sia che di famiglia che di Saida. Su Vubalu este de impoltu Posaidda prima edotto, ma finza sa pro spizzino, crescene mezzo su si va che Fubalu, si va che sport. Sì, noi siamo cominciati 20 anni fa con una società che è minore, che è Don Bosco di Nuivi, con il pizzino, è un buon settore giovanile. Abbiamo dato fino a pizzino su Cagliari calcio, siamo su Cagliari Academy con Don Bosco. E poi per il proseguo del pizzino abbiamo pensato di aree la prima squadra che è su Monte Alma per fare che si chiede giocare sul pizzino, che poi in mezzo a pizzino quando arrivi nella nostra età rischiamo sempre di perdere. E quindi abbiamo deciso con la società di Don Bosco di non giocare uno iso praticamente from sul pizzino e noi chiediamo di fare giocare, infatti noi hanno già una bindichina di pizzino su questa prima squadra, naturalmente un cacco ora, però siamo delle volte su Sadura e su pizzino di noi. E questo è de impolto, che se si crescinde su spizzino de Saida e lo se si giocinde finza a sa si squadra al Mannasa e finza di Oisco a su Casteddu. Sì, abbiamo dato, fino all'anno passato abbiamo dato un pizzino Marco Secchi a su Casteddu e siamo molto contenti che Renare che siamo trovati bene, che abbiamo su materiale umano, serietà delle società e poi abbiamo a Nicoletto Grando che è un altro pizzino che è giocando di Sander 18 di su Cagliari e siamo molto orgogliosi di questo pizzino. Che Renare che viene a vita minore se su sport si fa che bene, seriamente, sono risultati bene.
questo deve essere di avere un orgoglio umano, che so spizzinno, so spiseddo al vostro, so giocano in su Casteddu. Come in testa questa baltia de oe? Potremmo fare un pronostico o... Dai. Beh, noi speriamo naturalmente di vincere questa partita, anche per andata un pello 2-1, meriteriamo un minimo un pareggio, o è giustamente che siamo della Inca questa partita, e che possiamo essere quasi sicuri di essere in promozione. Questo è un obiettivo che noi abbiamo posto a canno fino alla festa dei 60 anni di Monte Alma. E tanto non haramo il nuda, torro gracias a Raffaele Serra e come andiamo torro Saline ad Alessio e a Gabrielli ed è Micche Ogoda e Zamedate de su campo. E si castiamo su Paghetto, grazie a Lucia Cossu che adesso centrocampo si fa di intendi voci dei protagonisti e poi si castiamo su questo ingresso in 90 highlights. Si inizio questa partita Monte Alma Lanteri, Salvitru picca questa sezione di Castello e l'incunazione, insomma video su questo è il suo primo gol, su gol di Mauro Florenzano ha di Pottavia innanzi sull'Anteri, sa squadra de Sassari e video su Vinza su pareggio, anzi no, questo non è su pareggio, è su gol mancao, questo piede su gol mancao di Oggiano che a voi invece ha di fatto Vinza ha segnato su gol del suo pareggio, Nario Saici. Quindi insomma se sono in questa situazione di 1-1, sì, la regia è stata a Torraia a Mostai, Vinza su gol del suo pareggio di Oggiano che ha in Paris a Diouf. Meritavo, un pareggio meritato. Nario su questa coppia del suo Monte Alma che in qualunque maniera di... Adam Mostau, sa forza cosa sua, se si ricordato che se sono contenti sì, questa partita di prima categoria del su girone D, Deo e Gabriele Cossu, che mi accompagnano in questa telecronaca, e Vinza Lucia Cossu, che esti accanto a Spanchinas e si conta da questa che si fa intendere questa che esti sapoci dei protagonisti. Video su questa pena picchi c'antessi cambio su di una inizio squadra ci su che due scambi su usati già fatto sull'Anteri, non gli avessi su capitano Thomas Nieto e Finza un altro giocatore e punti in su Oppia Paolo e Luiu Cristian. Lui che ha arrivato Biri, uno per quel giocare sì, sì. Come intendiamo, Sì, ha rifatto piccare in una cosa, ma no, Finza sa Oppia, insomma siamo più bene in area. Sì, una bella partita, bella, come intendiamo, bella compria, potete sognare che i due squadre non sono si punti a risparmiare, no, punti anti ciccao de donare su massimo, santi fatto bene un bello Fubalu intelligenti, gioco bene, aggressivo, senza questa bella giocata Nareuso, i due giocate dei due gol, punti stretti a due bella giocata, due bello spesi che tausi in mezzo, de Sume e de Satru, de Florenzano e de Oggiano, posso pareggio, i sitterisi s'arbitro. I giocatori di questa squadra tornano in campo su secondo tempo, in questo secondo tempo video su chi c'è che all'incuno cambio devo domandare Vinza a Lucia chi sa sciti che all'incuno cosa chi c'è che all'incuno cambio Lucia chi si intendi si fa si scicchi di questa squadra sta tornata a cominciare con formazioni chi anti se ross primo tempo su chi ci punti cambio dunque non bisogna cambios, Gaiman Anadu in ambas si squadras, nessuno cambio pro como. Benimeda Lucia, Benimeda Gabri, te potevo aggiungi insomma a questa telecronaca in sintesi che questa squadra sta tornando a cominciare. Sta subendo una sfida su Patos
bello, bello. Artumera come ti punti le aspettative di questa partita, poi due squadre, prima e seconda, che si da punti giocando, come andavo due prima, vis a vis, Kenze, si risparmia in nulla. È giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Tornant a comenzare due squadre, si teresi in nostro vuro, tornaus a poi su cronometro cosa nostra, a su chi viva da batti sull'Anteri, picca Enrico Picca dessa sezione di Casteddu, arbitro giovane, ma chi si è fatto rispettare, non sapere. Poi noi voto sufficienti meda. Sì, ne so piena sufficienza. Mi piace pure che esti di spirito, esti con il suo sorriso sempre in faccia. Sì, bello, bello, bello. Su Monte Alma. E quando punti 5-10 partiti su secondo tempo su de questa partita, luego sull'Anteri, chi poi gioca con suoi portieri a sa manca questa postazione cosa nostra, sa boccia luego su Chiesa, che è su Sava su Monte Alma, a rutto a terra. Boganta sta boccia fuori, fuori. De sicuro c'è rotto mano. Lucia, cosa aggiungi anche cosa su quest'arbitro? E Deo li dà un voto, e gli dà un bello deghe. Per me è bello meda, biere Enrico, è un studente mio. Tu che lo conosci, si può dire pure come tu bisi in moi e come ti esti a fuori del suo ruolo che è mera delicato questo arbitro. È un ruolo delicato meda che l'arbitro deve essere giusto, si deve fare rispettare, deve intendere e comprendere. Ha zilnato una cosa giusta, isso è sempre con sorriso in larasa. Con sorriso in larasa, Enrico Picca il gai. E su voto deo e uomini al deghe, finza sei uomo. Benimeda, tornaus a posto di questo giudizio narioso di sa maista Lucia, sua de suscienti Enrico Picca. Non solo rosa picassa delle cronache, ricordo che si scurtendi, che si esibitendi campo di gioco in compagnia di Alessio Mure, di Gabriele Cosso e di Lucia Cosso e di tutto su staff di EIA TV, di Terra dei Punt e di RTS. Contendi sì, questa partita Monte Alma all'Anteri del suo campionato di prima categoria girone D Lega Nazionale Dilettanti Sardegna. Sul risultato in moica è successo secondo minuto del secondo tempo su esti a sopra del suono i Sarrezza da Santi Fattas a Mauro Florenzano po' sull'Anteri e Oggiano po' su Monte Alma. Saboccia i moi a Pala Matteo, un pala che da Giaidi a Carboni, senti da lì da Zallu anda innanzi su capitano, Zallu anda innanzi, Donada a Galletti a Diouf, chi Arzia in Savascia, Satta Sommini, da Torre da Go a Oggiano, questa coppia de oro di questa squadra, Zallu a centrocampo, Zallu scude di mezzo, e sta boccia arriva da diretta a Canali, troppo facile. E ho pagato telefonato. Mi detennai, no? Ancora De Iola. Ancora Zallo, cicca da Oggiano. Di cicca sta a giocare con Diouf, che si dà punti pure a vettenti su Monte Alma. Certo. Chiesa sta diretta, Arzia da Castia da Sommini, Dupunta da Frimmao, questo un fallo fatto dai Galletti pure un esti italiano, su nomini esti Agustin mi pare di preso un nome, video sul replay, Chiesa, sì, in effetti sta boccia via da stesiata è andata Dai tocca Ovaghetto, ma ci sta su fallo. Luglio a su questa boccia in video
Videoso che in barriera 2 punti su BT4 sotto e su 11 adesso Nai, Garbuglio, Zallu e Chiesa. Precontenti 3 uomini in barriera. 3 uomini in barriera, posto su De Frau. Luglio, Baicica che dalla poi in mezzo appare cosa mia, poi di Cicca e Vinza direttamente in Savorta, partiti, scuditi e Cicca Savorta. Saboccia ci stese da come catteso del Suvallo. No, su tentativo è stato. Oh, insomma, poteva che una cosa in una cosa in più. Punizione su Ateoggiano. Gioco non pago spezzettato, vale. Sì. Noi che sul primo tempo è stato mera differenti da Custinghizzo, ma poi non si viu ancora uno gioco Giano da vedere di attenzione, bello contropiede. Attenzione, ci detta da terra e cartellino a Rubio. Questo cartellino è sta Rubio. Errore in mano un po' su difensori del Monti Alma. Certo. Classica azione clara da Oppia. Baicica che sta regia nostra stata a fai B, stazioni, si da torna da fai B. A Boccia, no, attenzione, a Usai, Frimau a terra e Zilli, quindi questa formazione del Domu a Varra in 10, questa formazione del Domu. Vedo che l'allenatore ha da scioperai e fai alcuna cosa, casi che quando si vede i difensori di Importaici, insomma, o vai o uno da Pavas che qualcun altro, no, questa formazione comunque del Domu di solito in questo caso l'allenatore Bogara uno dei ananti può aggiungere questa difesa, è normale, squilibra questa formazione. Si esce da Vinza Oggiano su Monte Alma. Oggiano ha perso questa boccia a centrocampo e sull'anteriore è stato bravo a donare subito questa boccia a questo attaccante cosa sua che era punta in questa volta e facile che poteva fare su gol. Bogau, insomma, Zilli, a Parranta in 10 su Monte Alma. E la vera vita da tacciatessi dei moiennanti, sì. Frau, Bonissa barriera, ancora Garbuglio, Spillo, Galletti in a Scudi, adesso il Luglio su manco Dogi, Zominisi 4 in barriera, per 4 stresi Luglio, Saboccia arriva a sta barriera da fuori del gioco, nulla. E sti passare in mezzo a sta barriera, sì. Fiera accanto e vai uno assist involontario sta barriera, sta attaccanti del sull'anteri, ma Fiera già partito troppo all'estero. Torna a cominciare sul gioco con Frau che ha da Scudi, Dengunissi interesi su Monte Alma, torna Usannai a Parra in 10. Ho visto che sull'anteria da Rennesci a sfruttare questo uomo in pruso in una fase di attacco. Di sicuro ha sul vantaggio di giocare psicologicamente, scendi che ogni azione porta un uomo in pruso. Patacchiola, Giammalva, ancora Patacchiola, questo capitano dell'Estesida di Nieddu. Patacchiola da Scudi di mezzo, attenzione da Scudi di Vousai e ci detta da terra, Diouf, Arzia da Diouf, ci chiede Arzai, da Gedoggiano, ancora Diouf, attenzione, Diouf da poter da vedere di andata in Forasa, andata a Forasa sta boccia. Imprevedibili questo Diouf. Sì, ragazzi ci cantano su Diouf Oggiano. Ma su difensori Merotta sono usciti in commento in tre, teni giocare in una maniera sacra. Sì, vedi che è un bello giocatore, sicuramente ha di giocare in una categoria, o alla verità è puro altra categoria, sì. Cosa che sull'anteri è giocando in concorso. Sì, difatti. No, su Monte Alma, certo, sì. Su Monte Alma. Ma tutti e due sapete una stabilità di tutti e due.
ancora Oggiano, ancora Diouf, Zallu, bella questa sfida, si ancora ha perso su momento, ma attenzione a sta giocare. Chiesa, entra in area, Chiesa a Rudi, si individua la Strantaccia, ancora Chiesa, Secchi, Zallu, peccato, questa Chiesa gli ha fatto una bella cosa, entrava in area ma ha perso un attimo Ale. Spillo, sì, ha fatto bella cosa. Diouf da Pedredi e torna da Commensai su Lanteri, ancora con Usai cerca di questa sovrapposizione e sta boccia torna ancora a Frau a Innantisi da scudi di Mesu, ma non due Nemmus su Monte Alma, Patacchiola la gioca di Mesu, Zicaste da Casta di Innantisi, Bilichi Duei, Callincunu e Agatta da De Iola che riesce a potere in campo, cross in Mesu ma non due Nemmus dei Sullanteri e poi di Torre Commensai, Diouf, Poleni Saboccia, Intru, De Voras. Ale, pocanto punto in 10 su Monte Alma non mi va. È a Poterendi, è vero, è a Poterendi. Infatti questo allenatore non ha fatto ancora manco cambio. No, si usa ancora, secondo me, 2 punti vincenti, però Diouf ci detta in Mesu. Saboccia arriva a Sullanteri, chi vuole attaccai. Attenzione, vetta De Iola, da Giaidi a Pala. De Iola. Se andrà in Italia un velleitario, uno dire che non è né pezza né pisci. C'è sti proventi pare De cosa Iola, mia, no? Sì. Ma questa conclusione non è stata. Non attimmi un nuda, potete suonare Frau. No, come te creare occasioni di gol, scetti sul gol. Sì. Potevo suonare finza sei moica. Tu sei uno, questa attrazione di Oggiano che è andata a Paco, forse sì, 2 azioni sì, può donare a squadra, potete suonare pericoloso, sa, ponendo in mezzo. Stessa accostata De Bruso su Monte Alma in attacco, ma sì, come te creare occasioni del gol, sì. Patacchiola. No, giusto. Azione di attacco ancora frimmata su Monte Alma ma non Saboccia Parrada a Sullanteri, ancora Pala circa esatta e Sommini, Lucia Tanto in sabanchina di Monte Alma su preparende un cambio che ride si schire chi ha ad essire Chiesa su numero 11 e ad abbintrare Onali su numero 22. Chiesa po Onali. Grazie Lucia. Dunque Sara, entrai accanto a Scioso un centrocampista. Sì, è vero. Può giurare questa difesa su Monte Alma che in Moi sta impostando un'azione di attacco sempre a su questa fascia a destra avvini Oggiano ha ristoppato egregiamente questo boccia. Attenzione Oggiano. E cercando desattessomi ma non ci dà fare, deve ritornare a gol con questa giocata. Ancora con Leoncini da già da Secchi detta di Mesu, Cicchetti ancora a Garbuglio ma non sta boccia è troppo lunga. Giocare apprezzare del suo pubblico ma poco efficace. Però attenzione, è andata è arrivato sul momento del suo campo. Sì. Biasonarendi, Bessiri. Evesio, io da Bessi Chiesa e Sintrada e Cussa de Onali Sebastiano. Applauso meritato. Sul numero 11 Chiesa Bessidi. Saluta di Scumpangius. Che ha giocato bene. E Bessendi non può demerito insomma poi in 10. Sì. Entra da Onali Sebastiano. Centrocampista.
Tu saluti tutto su del suo pubblico, bello pubblico in noi oggi su stadio Antonello Canu di Nulvi. Poi questa bella sfida a Monte Alma, Lanteri Sassari, se ricordo che quando si usa su dei 58 minuti si usa 1-1, questa squadra si è punta 1-1. Allora, disegniamo Florenzano su Lanteri e Nieddu, scusami, Eugiano su Monte Alma. Accanto di Pozzunai, secondo me su Monte Alma in Moe giocano con un 4-4-1. 4-4-1. Sì, attenzione a Oggiano. Ah, no. Bella questa attenzione. Fischiao s'arbitro. Aveva una bella azione, ma forse da toccare del Mao, ma forse da più sul replay. No, un po' più un attimo prima. Savarara De Canalis e Stettia spettacolari. No, c'è due fuori, Aí ci domandano se noi rispondiamo. Bella azione su Monte Alma che poc'anzi in 10 ci dà varia ancora che rendisita, è ancora che rendisita, attenzione che ancora Garbuglio sbaglia da deviare Saboccia andata a Carboni. Bella girata De Iola di Pala, scusami. Pala cerca di esattare Somini, Zallu da intercetta da Arzia da Sowin Savascia, cicca da su compagno e da Gattata in Onali, torna da Costa Boccia a Secchi, di cui a Frau ci da scudi di Mesu, cicchendi scompagno, sono due Nemus da Viga da Sullanteri con Piras Gasti e Nantisi, ancora Zallu Onali, mo vendesi bene questo Onali, no? Dai commenti entrao. Sì, è un aggiunto umano in mezzo sul gioco. Oggiano, Leoncini, Onali cicca da esatta e Sommini, Leoncini, cicca d'Oggiano. Mi pare che si ingressa un noi donando spazio a suo capitano che sta avanzando un vago De Brusu. Boccia Postulanteri e noi Onali si fa subito conosci, manco il trao di Visca da subito su cartellino grogo. Vabbè, giustamente arriviamo su contrattacco in partenza in cui due via Onali è chiaro che se posta davanti questa difesa può donare ordine sul gioco, ma ti devi alliare questa maglietta de pragia a casi da quanti con cambiare sono con Satro che acaba questa partita non riuscivo, ma in sintesi che c'è sul gioco non si può fare, è vero su capo. Mi pare che no, è sabito si dà il regolare. Attenzione, vedo su che c'è mi pare di un altro cambio, Lucia e tanto essi di Garbaglio pro su 99 pro su Monte Alma in Bezzese pro su Lanteri Tattari su Battoldighi po su Battoro. Grazie Pala Matteo po su Lanteri e entra da De Logu Daniele De Logu e Bessi di Garbuglio e entra da Bessi su 24 posto Monte Alma, entrau Lucia, aiutasi. Su numero 99 Fadda Andrea Fadda che è un attaccante buon attaccante, perfetto, grazie Lucia di Torroso, grazie insomma no, c'è stata una bella giocata di Oggiano, ma e Bessira De Vago via lanciando subito a Diouf. Torna da cominciare il Patacchiola della vostra difesa a servizio del centrocampo, poi Gicca e luego chi non sbaglio questo è su entra un nou De Logu Daniele, attenzione luego su cartellino si sta animando un vago questa partita, luego su cartellino e l'arbitro pone cartellino Crocovo
sul numero 4. Potelogo, manco un trao già cartellinetto questo puro, questo cartellino non usciva accanto su del cartellino, ma 5-6 se ti usavo causa. Bielsa adesso replica ha dato una sticcare via sul gioco vi affermo, cioè non ha giustamente l'arbitro ha fatto questa cosa più giusta. Mi va ragazzi Monte Alba con sul gioco di Redi per bello su noi donne questa possibilità sull'anteri di entrare a poi in difficoltà questa difesa e ponendo il nervosismo a questa squadra. Mancai con un impruso non ci differente a fare nulla. No, è vero sì, è vero sì. Sì, nel reso questa partita mancai a manchi di un giocatore su Monte Alba a barra equilibrata, poteva su una 10, no? No, giusto, sì. Non riesce a comprendere che lei stessa da succedi, poi succede ogni cosa. In passato si narra raga, in 10 Merotto si gioca sta meglio. È vero sì, è vero sì. Attenzione Leoncini Moggiano, bella questa entrata di Oggiano, centrali di fuori area. Bravo Giano, bella azione questo lavoro, pensa sai moi de sicuro su Brusu, sì, ne ha reso su MVP pericoloso MVP. Poi mo su Bru Mau come te giocare fai Mavi, no Mau gioca Mavi certo. Adesso poi ti incresci a sull'antero. O da giocare, o da dire, è sempre un altro. Coronali, attenzione. Da cominciare Galletti, Spillo con Diouf, ci cade state sommeni primao, non due nuda nella arbitro. De Iola con sull'anteri, Castellantis, ci cade su compagno, attenzione, Saboccia. Ancora De Iola, Onari, Zallu con su Monte Alma, Zallu usato a Sommini, adesso numero 99, Fadda, che ancora non si sta mostrando bene. Bella giocata questa, Luglio con Carboni arriva a Salacca Nessaria, guadagna da uno tiro di angolo, Casica Secchi ci detta a Forasa. A Scudi su tiro di angolo adesso Carboni e Tottu, Videoso. Cambio Harris unico che ponendo in difficoltà sa difesa su Monte Alma, poi sa giocare con tutti i cicchendi di Bruce e questa di Savascia in mezzo non tenta un riferimento. Morigo in area, movimento in area, Carboni Scudi in mezzo, attenzione, e Saboccia arriva nell'imauso de Frau, che sicuro si dà poderla e inghizza a Castelli i scompangius. Da già da Spillo arzia da in Savascia, Spillo da ghetta del mezzo non si comprende da chi. I sintesi Canalis da Pai da giocare a memoria, ma Sommini che mancare forse vi accusa bravo adesso Canalis da Torrei a Scudi de Fundu, o forse si Patacchiola che torna da Cumenzai, Giammalva a Patacchiola, Podeiola o Carboni, questa giocata è sempre questa. Carboni deghetta di mezzo, ci chiede corpo de conca del suo compagno, ma non due arriba da usai e sta boccia anda da capa di fora, se torna da cominciare Diouf che da poi casta di squadra dei mouse o si riesce compagno c'è sti proventi sull'anteri, ma sa giocare è troppo facile, impensierisci questa difesa di Monte Alma. Oggiano che conca darsi a meta. Serve qualcosa di Bruso. Qualcosa di Bruso, Povaco, Oggiano non ti davura da Patacchiola che si via Pedrio, sa boccia. Attenzione che a esti delicaus momento Patacchiola. Ha ricordato che sull'anteri hai già fatto 4 sostituzioni, forse ne dava raccetti una. Sì. Usai circa da De Iola che sta il suo compagno,
balleata De Logo da Giadi Malle, ma sa boccia Varrata a Sullanteri. A Vella è Starziendi però, mi pare che sia dopo che accosta De Bruso a Saria, ma ancora non ci deve fare da fare. Non è altro, sì, è vero. Patacchiola, Gianmalva, serve o a giocare o anche un giocatore che aggiunga qualche De Bruso, sì. tornando a palla, non riusciva, questo che si vede dai moni. Patacchiola, Castel non vedi nemmeno su chi pozza arriccissa boccia, da Giaidi a Gianmalva e ancora a Piras, circa di mezzo, attenzione sta boccia, arriva da Luglio può Deiola, Deiola da uomini di mezzo, circa su colpa di Conca, ma sta difesa a Podera e a Poterendi su Monte Alma. Giustamente il Moi Bruso difensiva, ma è piazzata a me è attenta a Meda, sì. Non ha perduto la Conca, manca i punti 10 e non attenzione a ogni azione di attacco del Sullanteri che è Moi e a manca e provende con uno grosso in mezzo, bello, ma non c'è ancora in attacco Sullanteri, attaccante. Boccia Bessi da Forasa, bella azione Carboni torna da Poni in mezzo a Ghettaia, entra su campus a boccia, vediosa chi dà da Giai, Carboni, circa da Luglio da Radagò a Patacchiola, incomincia poi si intende pure Luglio. Stanchezza giustamente pure fai un pressing nel caso che su Monte Alma ha fatto su pressing dall'inizio della partita finché quando viene in 11 Luglio date provate a Luglio, mi deve scusare ma devo scambiare un Luglio con De Logo, questo che discuto in mo in via da Luglio no, a punta che attende il logo può entrare, no, non proprio si vede chiaro che o ci canta su grosso ma di atteso mera o come in moi uno tiro ma fino a rimpensierio minimamente su portieri del su Monte Alma. Frau ci detta di mezzo boccia Pessi da Forasa, da Ciccada, da Viscai, Oggiano immenso Oggiano Fotti poi mi piace Meda anche se secondo tempo sono e forse se uno ti schiassa un frio De Bruso del suo battuto è Sindeci perché è vero pure che quando si Sindeci con due squadre come su Lanteri che cicchendi con attenzioni di Cittadella Intro su ma che i attaccanti si ne su Vedrinti ti sarebbe una cosa in manco no? Alla serve preso energia poi fai certa giocata ma come te moi attenzione è un attimo a questa possibilità di fare su contropiedi Lucas ci sta di noi sta gente in Morrungiada non vinti non poi su fallo non ci vede bene questo è un fallo giusto poi deve si firmare stazione chi va di sapoccia in cui Carboni in Savascia circa desata ai sommeni Carboni vedi su compagno a fianco che sta logo Saboccia Bessi da Forasa Onali Boccia su Monte Alma Fadda attenzione Usai e ancora Onali un altro Parria da Brusa un altro tiro Parria da Brusa accanto salta la nostra illusione adesso importa Parria da Brusa accanto ma sta gente non si moffia quindi di sicuro Dureni dotazione tecnica Onali poi questa seconda volta che tu prova da Forasa ma non è che attende su Will no Dudenti Sibidi Scudi da Fotti da Forasa attenzione a Usai a Varra sta boccia su Monte Alma arriva da Diouf Azia da Diouf Satta Sommini si dà allungare da vedere sì, Nareso che in questo secondo tempo su Monte Alma sta rinescendo a fare vago in questa che poteva suonare chiave offensiva in italiano no? che si sommini in manco anche si intende dei commenti sta poterendi ma è vero pure che è tostato non tiene questa sicurezza di spingere pure contro questa squadra dunque se fonti di paghetto pure se so su noi attaccanti se questo che vuoi fai è provare ma
Biusica, cruzo dei gusti di giocare questa boccia. Tra adesso, insomma, Diouf che prima aveva sempre avanti, poi fare il cruzo questa fase difensiva e si intende in mera che manca questo apporto, poi in suo primo tempo faria questa differenza, proprio sa giocare che via su Narendi ogni minuto, o già non Diouf diventa... Sa ricordo che a su gol nasce grazie al passaggio all'assist di Diouf con Oggiano, quindi poi Sagatta. Ma non smettiteci, però vai su Monte Alma. Onali. Stata Sommini, da di mezzo, ma sta difesa non si vede cattai, pronta sta difesa adesso. Attenzione, Oggiano, scudi di mezzo. È stato strobato adesso, forse se ci via a fallo. Forse sì, ma beh, Oggiano di sicuro via a fallo, ma farsi liga come ti via ti rendi dentro su difensore. Acho che questa regia nostra si dà da tornare a Mostai, sono curioso di che succede, ma forse sì, un po' di andare in avanti sicuro, in sinterisi. Però sono che a po' 20 minuti su paga e nuda c'è stato di giocare, sono emozioni. Si usa sta mezz'ora del suo secondo tempo, proprio in questo momento, e sempre 1-1 sul risultato noi su stadio Antonello Cano del Nulvi entro de Monte Alma, Nulvi e Lanteri Sassari. Loro raccontai che è una partita in pizzo della classifica del girone D della prima categoria del Sinteresi. Bella questa sera, belle azioni, ma Saboccia, ma si serra spaccia la sua batteria. sì, non due stetti per nulla. Attenzione per Taspillo. Ci prova goliardicamente. A parlare di questa boccia, Onali. Bella da Gicca. Bravo Onali. Su Monte Alma, Gabri. Sull'Anteri arriva un pacchetto un momento del relax su Monte Alma è pronta, Bessiri. Si fa intendi. E su pubblico dai carriendi, dai, intendi questo momento che è difficile, la vostra squadra è destaccante in questo momento. Bideuso. Adesso mi correggi di prima che appunto su 22 mi rifrigavo a me, che ha ritirato Piras e appunto Onali, che Merota c'è provende sull'Anteri, ma... Certo. Patacchiola ancora in difesa a centrocampo, donna Deiola Gicca da come te solito Carboni, a rotta a terra, Saboccia Estide sull'Anteri. Già vi a preguntare a Lucia come è questo momento in questa zona del suo campo. No, che siamo su si intende desistracca di molnarrere. Sa spanchina, sa Zighini a chilcare de ghiare sul giocatore, ma si gioca a pago forse, sì. Si intende tutta si stracchitudine di questa partita, che hai guerrata, che hai fisica, e dunque finza sta spanchina su una baidende, ma un pago gaina Ramoso. Grazie Lucia, lo aggiungi pizza da questa stracchesa di tutto questo campionato. Ricordo che in Carrapende questo campionato ha dato ancora 4 giornate di giocai e da serrai, insomma, un campionato che è cominciato già su mese di Capodanni, quindi ancora svividi. Attenzione su Cavo, Gabriele. Grazie a Carboni scudi del sangue, da gatta di mezzo, Cicchendi scompangius, ma c'è una cosa che non è andata, Murrungius in necessaria, s'arbitro Zeria da Totiedusu, Scapitanusu e designata da Picciocco Garosu, anzi a me lo su 22 Diouf e Piras è designata da Eci 90. Ponesi di accordi, giocai tranquillo, sereno e Carboni, poi torrai a batti. Inquadraus, attenzione, scudi di mezzo, massa difesa adesso Monte Alma, non si vede Gattai impreparata, potete suonare Hitch. C'è stato un cambio, Lucia, mi pare che ci sia stato un cambio. Su cambio este il bintrende su numero 21 Raffaele Pintus
deve vestire Forzisi su numero 8. Abbaidamos, Bessi su capitano, Zallo, Bioso che non è sta fascia di capitano a Diouf. Bella giocata, Pintus, bella giocata. Pintus. Bella partita del suo capitano Sì, che attento a squadra sempre in ordini. Ha donato giocare a poi partita da Issu sempre, o la maggior parte dei giocare a o Diouf o Giano è Sì, positivo e bella partita Pozzallo, insomma si è fatto stimare bene questa tribuna ha apprezzato bene i giocate, si hanno detto che Oggiano, Diouf e Zallo punti stress colonna, penso che questa fase poteva suonare finza delle proposizioni, no? Questo attacco. Certamente, se bio craro. Attenzione però, questa partita non è ancora accabata. Diouf che moglie sti capitano, cicca da Giai in attacco, ma parla da Saboccia Oggiano, Ponali. Bella questa giocata. Ciccato esattamente Somini, ma non sei lasciato. Fa incantare. Pintus, Oggiano. Uscita chi da Giai. La cicca Diouf, ma giustamente Onali, cicca esatta e Somini. Saboccia arriva da s'arbitro. Vabbè, succede. Sto cosa che succede. Io Giano, via Cicchendi già a Diouf, ma Diouf giustamente dai. È atteso. Saboccia a Onali. Diouf. Leoncini. Onali. Pintus entrato De Vago. La torre da gol a Frau. Quando si sta sottantesimo, Frau, Gasti e Nanti, si da scudi da fondo, Cicchendi si è attaccati cosa Suso, in particolare poteva suonare Leoncini, ma non da gatta, Patacchiola, Arzia da Patacchiola, Deiola Bidilluio si poteva non si donata, Deiola, Piras ancora. Pirazzetto su un paio Sibiri che è sull'antenne, non te ne idea. No. Ananti. Luglio, vai di una sponda, ma giocare. Sono 99. Fadda, cica esatta e Somini, Saboccia. Destra allunghiata Vaghetto. Sì. Ancora Patacchiola da commensare sempre De Fundo sull'anteri con Patacchiola. Chi cicca da Luvio. Scusami, che cerca da De Logo ancora, De Logo con Luglio, in mezzo lo Usai ancora, Ugarragi, Onali a Soarzia, ancora Onali, salta a Someni, disatta ad uno, salta su De Dusu. Fuori del gioco, peccato. E si vede che i secchi. Ora del gioco. C'è del Nike su Monte Alma, giocando di Aice, tenendo a fuori questa squadra avversaria è una maniera intelligente di impostare questa partita in noi. Si può dire che punti giocando con coscienza e vai porre questa boccia, non dai questa possibilità di fare su gioco e avversario su quando vuoi pure ciccai sanzioni donai un gruppo di una reo 6 ci dai che non si scappa questa boccia no certo in sosteni sull'anteri parti da Pavasa ma quando arriva in tre quarti non è che attende questa soluzione sì, punti va così nuda stilo attenzione ancora questa bella apertura manca bella il meso attenzione bella direi gol ci da fare da sbloccare sull'anteri con Oggiano no attenzione sul decimo con Luglio con un'esultanza che accitili su Comunali del Nulvi a Varra Città 2-1 sull'Anteri
ci dà gettata in sta boccia arriva da in modo fortunoso da arrivare però magari è stato bravo, bello ci questo deve dire, fare ma questo. forse sei stato deviato, stato una bravo. deviazione dei suoi Sì, difensori, voglio dei dire secchi. sì. Chi non sbaglio mi va a rigare effetto questa schina po' a spezza sportivi poi e avrà non mandato a sta reggente Sbagliato. sito da Raia Mostaia che ci potevo bello base presidente sta Vicciocca sa dedica di su gol 2-1 e noi giocano le probabilità Pruso Zesananti Pruso ci prova sì, sa? a su 38esimo ci dà dettata intro Luglio la boccia che sta arrivata da Nareso già di Sangolo e sapete questa reazione del su Monte Alma no, altro scambio, attenzione prima scambio su Lucia cambio su Lucia Tanto il Bintren numero 6 su numero Lucia Teo perdi un vago Bessi di Diouf il Bintren su numero 6 sul numero 9 del Bessinde su numero come la Baido Duoso. quindi Galante Satteru. e Nareusu Funti su Galante e Samb e Funti Bessio su Diouf e Galletti Ando il Bessidu su Duoso e su numero Gimbe sì? Galletti. grazie Galletti Lucia e Funtintrausu Samb su Monte Alma c'è Provendi con una spizzata di gonca ma nulla di fatto mo Ale tocca a Viri che ha gatta la sinergia finale poi cercare se manco detto Rai a poi impari questa partita che poi canta dimostrato ieri a meritare un pareggio sì ma sì Nareso che questa partita è stata equilibrata e questo episodio in gioca considerazione del fatto che Funti con duro meno in manco si da punti che rendi bei quindi insomma Anta Ciccai appare cosa mia de ci dettagli un tutto su coro ormai non tenti nulla attenzione di verdi Onali attenzione Onali ma gusto a giocare puro a vantaggio del sull'anteri Usai Cicca da sì Anta Ciccai ci adesso Anta Ciccai su gol e Santa sbilanciai ora di sicuro attenzione di fatti video su che succede di Spillo da Poderada ammonizioni non si più bene sul numero ma Lucia si più chi vi era su questo ammonio? No, dimando pedo chi este giutto adenanti su numero 2 chi este in terra se si sistemende tra pagosa da tornare a pesare su una aziende si deve pesare su capitano Node su Monte Alma che noi subiamo ancora chiesti molto videos questa regia sarà giurata a Biri su momento adesso cartellino grogo ma molto videos dai c'è fuori su numero punizioni quindi posso Lanteri che hanno preso a sud 86 dei minuti su 42 su del secondo tempo video ecco che Samb su un nuovo intrao posso Monte Alma ciccata di un po' di pressione su questa squadra che hanno mancato 3 minuti su sud 90 Savettao sono pago del recupero tra espulsione su gioco firma Omera cambio su se manco 5 minuti c'è stato un episodio un Ario Saici che in alcuna maniera di frimmao sul gioco e quindi Savettao su de sicuro una attenzione bella gusta giocata peccato bella giocata adesso un assist perfetto poi fatta ma si torna da fai B sta giocata disperaggio giustamente ma non si variera ma è difficile debiri
A dubbi di noi è difficile. La prospettiva non si aggiuda. Non si aggiuda. Di sicuro l'arbitro deve a meglio del nostro. A questo livello è difficile pure a fare uno fuori gioco. Infatti io mi domando commenti possono fare arbitri, non è facile. Detto voi, insomma, è una questione di essere presenti siete giustamente su Monte Alma c'è c'è stata una munizione un po' protesta, ma poi te segnano su d'Aquino, arbitro sicuro. Lucia, se bio che dove è stato qualcuno che state ammonito, poi non so se tu sei perdi, non bio su nuda questa gente avanti. Mo ada ammonio un giocatore e il noghe Sari è un ubago animato. Un ubago animata, ma un ubago merda di anarre. Nareso che a non vedo nuda che no, lascia perdere meglio su, a parlare tranquillo su Lucia. Questa partita è bella movimentata, Nareso se Monte Alma non si prima però, Lucicca ancora che attende sinergia finali. Sì. Ancora Spillo, fase concitata di questa partita. certo, è normale pure che ci sia da Nareso, lo paghetto Nareso sull'anteria, scendi San Festa Nareso a su Monte Alma oggi. Ha ragattato queste occasioni pur fortunosa, no? Del suo gol, ma ora rigiocare questa occasione. Attenzione ancora a poter da Saboccia sull'Anteri, ci descudi da Usai con Luglio Annantisi, da Poderada, Ciccao dovrei mai Spillo da Torrada che sta in mezzo. Ormai si sua viva il parroco io da Negoto, no? C'è da Saboccia sì, il suo schema si punta pacchetto Petri. Sì, in questo momento tocca a Scetti a incrupare questa conca e giocare questa boccia avanti e birita di un po' di possibilità. I sitteresi si sono sul recupero su 90esimo, se frimao de 20 secondi. Errori del suo difensore. Su San Paradori de sull'Anteri, Deiola, Onali. Centrocampista. L'arbitro pregunta questa è una bella occasione poi su Monte Alma. Può essere una bella occasione. Videoso che adesso che a passo di Daviscai o no? Onaria su questa boccia. Totto Sananti. Videoso che ci detta di mezzo. C'è causa, non si comprende, forse da misura, c'è causa soluzioni a so, però no, in cui proprio appica un mare questa boccia per partire troppo avanti. Sì. Lucia vai però. Su numero 10 Luiu e ad abintrare su numero 20 Oggiano Daniele Posù Lanteri Tattari. Benimeda, grazie Lucia, grazie. Attenzione che ancora Samb, cercate esatte somni d'usata, ancora Samb, ma dovremmo sull'Anteri, sì, quindi poi cominciamo azione contropiede, attenzione per usare Vedri e Saboccia, ma non da Vedri, ancora Duso contro Duso, arriva da Pizza Salla Carezzare, bella Serrara, non ce la fai Cruso, Krampus, certo. Tanto è recuperato nell'arbitro. Krampus può usare, che può usare che in avanti ha rigiocato con sacrificio mera. Tutta questa partita è restato gusto, non ti scaresce, sta chiari fatto buono su giocatori del Monte Alba. Certo, certo. Pericoloso, sto giocatore d'esperienza si è fatto intendi oggi e poi muoio donando su vantaggio, questa possibilità di essere in vantaggio fino a Savini, sull'Anteri.
chi non ricorda mai sull'anteriore era acabò pure in sostituzione, sì. E dunque chi non ci darà vai a tornare in campo, usai. Anta parrende ci su pure. L'arbitro non ha recuperato tutto, Ahí c'è now. Mi pare che via sul 92, sul 91, quando si è fermato. Luciano Scio che anti fatto biri canto via sul recupero poi Tannoso non devo subire. No, ancora non data annunziato. il bidu. No, sono il Kende sempre da fare su cambio. Ah, grazie. Frau ci da scudi di mezzo, Spillo, De Conca, Saboccia Bessi da Forasa, su stop de su dirigenti, de su Monte Alma, ancora Moi in mezzo, Cicchendi ultima azioni, Saboccia arriva da Canalis, su portiere sull'Anteris, sul 94esimo, una vita Dannai, s'arbitro ancora su Monte Alma, Saboccia varrà su Monte Alma, da Cicca, da Oggiano, bella occasione, Oggiano, Cicca da occasioni, Saboccia Bessi da Forasa, dai Nara da Oggiano, Nara de scompagio su Desimmovi e arriva sul momento del suo cambio. No? Forse se poi no? Che succede? E Vessendi luglio. Forse si è perdendo di tempo. Vabbè. Ovvio a Bessiri e Vessendi luglio ovvio a sfuggire sul mondo, ma non si dà di fatto fai. Chiesti entrato sul numero 20 o sull'Anteri chiesti Oggiano Daniele. Attenzione che ancora non sta accabata. Saboccia varra d'ingugno, Usai. Poi che tu confondi a questa questione, attenzione, Usai. Fischiao, s'arbitro, non dare inteso. Ammonio. Ammonio Usai in questa battaglia di oggi. Ogni occasione è bella, può perdere tempo su attenzione, il vantaggio e comprendeu bene voi Pintus si sta inquietato. Non devo comprendere, forse Saboccia non si dà pianto l'orrendo. Attenzione perché Saboccia varra da su Monte Alma, cadete ancora un'occasione da vareggiare. Su pubblico si per intendi, quando si sa su dei 96 dei minuti su di questa bella sfida che è accanto a Cabai di sicuro. Oggiano da scudi di mezzo, arriva da suo portieri Cidogala e si serra, sta accabata. Vinciti sull'Anteri Sassari 2-1 su Monte Alma. Ci dà fatta sull'Anteria da sbancai su Comunali di Nulvi. Sì, e si serra, quindi Custotta è andata Icci, sta squadra del Dom a Pedro, in Sinterisi Cetus e Ceticedus accanto Varridi, ma non funti Nareoso. Cosa sa abbastanza normale, sì. E si serra da Pizzasa questa sfida, da vedere il suo campo Antonello Cano del Nulvi con questa tribuna bella vrena, sta gente Pizzasa a giro del suo campo. 2-1 poi sull'Anteri Sassari contro su Monte Alma, sta squadra Nareoso che di sicuro su pubblico di Domus avvettata una bella vittoria, poserrai Nareoso questa stagione
Ma ancora Zaccante in mouse con questa squadra che non si sta arrendendo. Giustamente, dai, se bira bella partita, se punti biro sui valori si punti prusato su questo Monte Alma, poi questo che ho oggi ha dimostrato te qualità, tecnica e forza può andare in un'altra categoria. Ma intendevo su Lucia che ha tenuto sicuro che l'incuro protagonista. Lucia si intendi sì? Ma si intendo, siamo in mezzo a su campo. Mi frango e come su Trapago vada a essere Salvatore Cubaio, questo è su presidente del Monte Alma, il beninde da Ammie, benenni du Salvatore e Tando. A collo Salvatore Cubaio, questo è su presidente del Monte Alma. E dunque, questa partita è andata a accettiamo sul risultato, deve accettare sempre sul risultato sul campo, noi siamo sul poltifo, quindi sul verdetto il risultato questo. Però continuiamo a giocare, siamo fiduziosi, abbiamo fatto un bello campionato e continuiamo a lucchire. Bisogna attera al gara, cantare su un battoro. Manca una terra a battoro, abbiamo 6 punti di vantaggio, quindi diciamo di gestire ed è una partita si può perdere, quindi fa che parte su gioco. E su Vubalu este gai, una volta si inca ed una volta si perde, ma si gioca sempre. E tanto Salvatore, contiamo su un bagus storia di questa squadra, abbiamo 60 anni di attività e me da Spizzinnoso, me da Piseddoso che giocano a Boisi. Sì, quest'anno abbiamo 60 anni della fondazione e noi sorgoglio inoltre che in me da Pizzino che giocano in questa squadra bene dal settore giovanile. Il settore giovanile è stato un bosco, di cui mi onoro di essere stato vicepresidente in tanti anni, dalla fondazione, dai minori praticamente, fino a seguire fino a pochi anni fa che hanno entrato su Monte Alma. Ed è un percorso che stiamo continuando a fare seguire a Soppizzino, su progetto continua e quindi noi queremos una squadra del suo territorio e in Pizzino dai fora e in Pizzino dai suoi altri paesi, delle altre biddas e giocano con noi, stanno a Savine. Sono paesi sono diventati sempre più minori e quindi noi ci chiediamo sempre aiuto sui territori e diamo la possibilità di giocare in una struttura accogliente con un allenatore preparato e proprio si divertire, fare divertire la gente che viene da noi e la ringrazio che fu veramente numeroso. Un stadio pieno di tifosi. Ma Sanato primo che si spalte vinse des Academy di su Castello e due Piseddos giocano in su Castello. Sì, abbiamo sappido l'onore con noi Grandu e con abbiamo subito a Marco Secchi che è giovanile. Grandu è stato convocato quindi primi quadri su Castello, sia in Coppa Italia che in Serie A e impariamo orgogliosamente l'esordio che speriamo che arrivi il prima possibile. E questo che era narrare chi gioca del bene e chi lo sprepara del finzal bene. Sì, su cambiamento di metodologia, chiamiamola GAI, è stato a chiedere allenatore preparato, gente che trova di suo campo, che lo fa che proprio di passione e mestiere. Questa passione fa questa differenza. E di Aberugai, la passione fa che questa differenza ed io dorro grazie a Salvatore Cubaio che è su presidente del Monte Alma e amo sapere sa traspaltita e 60 anni di storia. Siamo fiduziosi, noi comunque dobbiamo festeggiare che 60 anni sono su Nipagos, 60 anni che in tutto questo anno dobbiamo ringraziare fino a chi nos ha anticipato, insomma, la dirigenza e cose del genere che ha aggiunto una tradizione e comunque un aspetto sociale per il suo paese molto importante. Grazie a Salvatore Cubaio e Alessio e Gabrielli, se non bisogna altre pregunte però su presidente, vol dausa linea. Grazie Lucia Doroso, grazie a tu e a suo presidente del Monte Alma e vado su nostro volo i auguri su questo 60 anni, il primo 60 anni di questa società, insomma una società gloriosa, ben eseguita, vedi su questa gente pregiata e anti-zaccao in mouse, manca io, si è arrivata, non si è arrivata una vittoria. Questa gente mo è su bar, buffendi, come è giusto che sia, da poi su palloni, su Vubalu, DPTS, vince su una festa, no Gabriele? No, giustamente su presidenti, poi tutto questo si fa di posta gente, un po' noso. Certo, noso Doroso, complimento grazie. Complimento umano su.
Tornamos graças a todos, a todo o staff, a regia, os operadores, e tornamos graças aos atores que si seguidos em nós em campo de jogo e siamo stati per questa prossima puntata di questo bello progetto. Tornamos graças a EIA TV, a Terra de Punta, a RTS, a sta regia e ai colleghi operatori che santi già una mano di aiuto, e a tu e Lucia, insomma, che sei aiutato con i ospiti cosa stuso e nós torneremo, Gabriele. Alla prossima, si torna a intendere luogo. Sono un imprasso mano a tutti. A tutti. Di Alessio Muret e Gabriele Cosso. Alla prossima, buona. Hasta la puntata, adioso.